Eccoci mister, un 2-2 rocambolesco, eravate riusciti a ribaltare il risultato, il Portogallo sembrava avesse fatto Karakiri, poi siete stati bravi a non mollare e ci credevate ormai ai 3 punti. Sì, credevamo ai 3 punti, ma sapevamo di avere di fronte comunque una squadra di grosso valore. Siamo venuti qua, chiaramente la classifica ci impone di cercare sempre il massimo risultato, ci siamo trovati in svantaggio, siamo riusciti a ribaltare la situazione, poi purtroppo un piccolo infortunio nostro difensivo ha portato la partita in pareggio, ma sostanzialmente credo che il risultato sia giusto per quello che si è visto in campo. Sì, stavo per dire anch'io la stessa cosa, alla fine insomma risultato equilibrato, un punto ciascuno non fa male a nessuno, si dice, però in prospettiva per voi in senso pratico per i play-out cosa vuol dire? Noi sapevamo di dover raggiungere la quota 29 o 30 punti, abbiamo domenica la sfida decisiva che ci può portare all'obiettivo minimo nostro che è di centrare i play-out, ma la squadra mi dà segnali importanti, quindi sono molto fiducioso. Avete fatto qualche pianificazione per la prossima stagione o aspettate prima di vedere come va a finire? No, penso che tutto verrà fatto a bocce ferme, quindi aspettiamo, c'è ancora un bel po' da andare avanti. Un'ultima cosa, spendiamo una parola su questo Portogallo, va bene, era l'ultima fine stagione, in casa avete rischiato di dare un grosso dispiacere, ma come l'ha visto? Secondo me ha una rosa molto competitiva, probabilmente quest'anno è stato un anno di transizione e sicuramente la squadra è già pronta per il prossimo anno, comunque ha giocatori di grande qualità e l'hanno dimostrato anche oggi, insomma, che possono risolvere la gara in qualsiasi momento. Insomma. Grazie.